Una storia drammatica, quella di una donna romena di 33 anni finita nel peggiore dei modi. La paura che il suo ex, un connazionale di 26 anni che aveva già fatto condannare a 11 anni per violenze sessuali ripetute, lesioni e minacce di morte, potesse tornare a farle del male, l'ha portata ad un gesto estremo. Era terrorizzata, non si sentiva al sicuro e si è tolta la vita. Il 28 giugno è andata dai carabinieri di Riesi, il paese in provincia di Caltanissetta in cui viveva, a denunciare per stalking l'ex compagno Razvan Birzoi. Un racconto di violenze e minacce trasmesso dai PM di Caltanissetta alla Procura Generale, che solo qualche mese prima l'aveva fatto condannare a 11 anni. L'uomo si trovava ai domiciliari. Ma le drammatiche parole della donna hanno messo in allarme il sostituto procuratore generale Fabiola Furnari che, ritenendola ad alto rischio, ha chiesto per Birzoi l'aggravamento della misura cautelare. In tempi record i giudici d'appello nisseni hanno risposto disponendo per l'uomo il carcere, ma questo non è bastato a salvare la donna. Il 30 giugno, terrorizzata e stanca dopo anni di violenze che temeva potessero ripetersi, la romena si è uccisa. Una storia tragica su cui dovrà fare luce la procura di Caltanissetta che dopo la denuncia del 28 giugno aveva aperto un'indagine. Gli inquirenti dovranno accertare come l'uomo, ai domiciliari a seguito di 2 condanne a 11 anni, abbia potuto continuare a perseguitare l'ex compagna, evidentemente non rispettando le prescrizioni imposte, e se qualcosa nei controlli ai quali l'imputato doveva essere sottoposto non abbia funzionato. I 2 avevano avuto nel 2020 una breve relazione e avevano convissuto. Una storia travagliata fatta di liti e riconciliazioni apparenti a cui la donna aveva posto fine proprio con la denuncia. Nei primi 5 mesi del 2023 le denunce di infortunio sul lavoro in Sicilia sono diminuite del 30,8%, passando da 15.604 a 10.799. I morti sono invece stati 24, con un aumento del 20%, mentre aumentano le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 667. Sono soltanto alcuni dei dati INAIL dei primi 5 mesi del 2023 in Sicilia. Fa tappa a Palermo la 15ª tappa del Forum della Prevenzione Made in INAIL, un percorso di riflessione e di confronto con le istituzioni e le parti sociali sulle strategie di contrasto agli infortuni e alle malattie professionali. Ovviamente il comune denominatore deve essere la prevenzione. L'INAIL non può che investire in prevenzione. Le imprese in Italia sono 3.200.000. I lavoratori sono più di 20 milioni. L'idea di poter evitare ciascun infortunio solo con un esercizio di controlli, ci porterebbe a costruire un leviatano di controlli che non è sostenibile da un punto di vista organizzativo e neanche logico, anche perché, per quello che discutiamo oggi, il fatto di vivere in un mondo che presenta continuamente sempre nuovi rischi non può che chiamare in causa l'esigenza di prepararsi individualmente con strumenti appunto di formazione e di educazione al rischio che parte dalle nuove generazioni e inizia nelle scuole. C'è però carenza di ispettori. L'alert arriva dalla sede siciliana dell'INAIL. In questo momento noi abbiamo una situazione di grave carenza di personale ispettivo. Pensate che all'istituto ci sono circa 16 ispettori per tutta la regione e la situazione più o meno analoga c'è all'INPS con le dovute proporzioni. E la stessa situazione c'è per quanto riguarda l'ispettorato del lavoro, per cui l'intenzione da parte di questi enti nella programmazione degli interventi che devono essere realizzati su quelli che sono i settori maggiormente più a rischio, come si diceva prima, in particolare il settore dell'edilizia, il settore della logistica e altri settori che di volta in volta quello delle cooperative. Nei primi 5 mesi del 2023, inoltre, il numero degli infortuni sul lavoro denunciati nell'isola ha segnato un meno 42,% nella gestione industria e servizi ed un 1,8% in agricoltura, passando da 670 a 682.
Operazione Mare Sicuro 2023, la Guardia Costiera ha impiegato 200 tra uomini e donne su 20 mezzi aerei e navali. Per tutta l'estate fino a settembre pattuglieranno le coste da Messina fino ad arrivare a Pozzallo in provincia di Ragusa. Allora usciamo con loro, andiamo a pattugliare la zona fino ad Aci Castello. Via terra la Guardia Costiera si occupa della sicurezza sul demanio marittimo, sui porti e sulle imbarcazioni ormeggiate, ma anche delle verifiche sugli stabilimenti balneari, se questi sono in regola, con licenze e personale addetto al salvataggio, ma ci sono anche i mezzi aerei per sorvolare sul territorio e quelli via mare. L'attività che viene effettuata via mare è quella fondamentalmente dei controlli che sono finalizzati a assicurare quella che è la sicurezza dei bagnanti, ma anche dei diportisti e di chi in generale fruisce del mare, come anche chi fa immersione subacquee. E certamente il nostro compito primario è quello della salvaguardia della vita umana in mare. L'anno scorso sono stati portati in salvo 99 diportisti nel corso della stagione balneare. Quello che si fa e che cerchiamo di fare è sempre lavorare sulla prevenzione per cercare di diminuire quelli che sono appunto i soccorsi. L'operazione estiva della Guardia Costiera non si concentra solo su bagnanti e diportisti, ma si rivolge anche alla tutela dell'ambiente marino e costiero. L'attività mira soprattutto all'attività di prevenzione di comportamenti che possono incidere su un corretto uso del mare, un corretto godimento delle nostre spiagge, in particolare sulla navigazione sottocosta, ma anche alla tutela generale dell'ambiente. Qual è il reato più diffuso? In genere il disturbo dell'altro, il mancato rispetto reciproco delle persone, per cui la nostra vigilanza, che si mantiene a una distanza di sicurezza dalla costa, tende a prevenire appunto che le unità da diporto, magari vogli acquascooter piuttosto che piccole imbarcazioni, si avvicinino. L'attività della Guardia Costiera è H24, 7 giorni su 7, ma con l'operazione Mare Sicuro fino al 17 settembre si rafforzano i controlli e si impiegano maggiori uomini e mezzi. Nel nostro giro poche imbarcazioni, alcuni tra yacht, velieri e panfili extralusso, stabilimenti in regola anche sul fronte delle delimitazioni con le boe, se si considera la porzione dell'area marina protetta Isole dei Ciclopi. Dal mare si osserva un paesaggio inusuale, in alcuni punti nascosto, come qui, dove le grotte naturali abbracciano nella loro magnificenza uno specchio d'acqua incontaminato. Contrastare la dispersione degli studenti è questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Siracusa, che ha istituito l'anagrafe scolastica. È qualcosa su cui noi puntiamo fortemente, perché crediamo fortemente nel valore dell'educazione scolastica e della scuola in generale. Con l'assessore Celesti abbiamo subito attivato gli strumenti necessari per attivare l'anagrafe e quindi rendere più concreto e più fattivo il nostro sforzo. Compiuti 6 anni, frequentare la scuola diventa obbligatorio. Così, con questa novità per Siracusa, chi rientra in questa fascia d'età sarà inserito in un elenco, poi consegnato alle scuole. Va a incidere su quelle famiglie che non iscrivono i bambini in scuola, quindi c'è un tema legato ai bambini iscritti che smettono di andare a scuola, ma c'è un tema legato ai bambini che non vengono nemmeno iscritti. Dobbiamo provare a fare di tutto per rendere effettiva la nostra capacità di incidere anche laddove manchi del tutto l'iscrizione a scuola. E se la Sicilia vanta il primato per la dispersione scolastica, nell'isola si cerca di invertire questo triste trend. L'istituzione dell'anagrafe ne è un esempio. Così provate a togliere manovalanza anche alla criminalità. Ma nel lungo periodo certamente sì. La scuola dell'obbligo è un obbligo proprio perché la formazione è indispensabile, perché non si forma un cittadino sano senza un percorso all'interno dell'istituzione. È un Palermo grandi firme che mette nel motore Aliosa Vasic, ribattezzato il Tardelli italo-bosniaco, che sbarca in Sicilia per una cifra che con i bonus raggiunge 3 milioni di euro.
diventando di fatto l'acquisto più costoso dell'era targata City. Vasic, che ha già effettuato le visite mediche a Torino, è la ciliegina sulla torta di un mercato sontuoso che colloca la squadra rosanero in pole position per la promozione in A. Il talentino del Padova, 8 reti e 2 assist nello scorso torneo, era nel mirino di mezza Serie B e del Sassuolo. Il Palermo fa sul serio, con rinforzi di livello in tutti i reparti ed una coppia di centrali, Lucioni, Ceccaroni, che rappresenta un lusso per la categoria. 2 uomini di esperienza preziosi per Corini, che in più di un'occasione lo scorso anno ha gettato alle ortiche partite e punti proprio per svarioni difensivi che poi alla fine hanno compromesso l'accesso ai playoff. Troppi 49 gol al passivo che hanno indotto la dirigenza ad un cambio di passo sul mercato. Importanti movimenti anche in attacco, che potrà contare anche su Roberto Insigne, fratello di Lorenzo, e su Leonardo Mancuso, con l'ex punta del Monza che potrebbe rivestire il ruolo di vice Brunori. Intanto sono 20 convocati per il ritiro in Trentino Alto Adige, che si terrà dal 9 luglio al 4 di agosto tra Ronzone e Pinzolo. Da domani nel centro sportivo di Veronello, via i test pre-ritiro, ci sarà anche Buttaro, che ha prolungato il contratto fino al 2027. In Serie C, calma apparente per Catania e Messina. Dopo aver affidato la guida tecnica a Luca Tabbiani, la dirigenza etnea è al lavoro per allestire un organico in grado di esaltare il 4-3-3 del nuovo allenatore. Tempo di scelte e di valutazioni in attacco, ma la sensazione è che in pochi resteranno. Sarao, De Luca e Russotto sembrano avere qualche chance e credenziali per restare ai piedi dell'Etna. In bilico la posizione di Ciccio Lodi, che dovrà decidere se continuare a giocare oppure fermarsi. In quest'ultima ipotesi il play di Frattamaggiore potrebbe avere un incarico in società. Posizione d'attesa per il Messina, che dopo il disco verde della Covisoc dovrà pianificare l'ennesimo campionato con Sciotto al timone, a meno che non decolli la trattativa telenovela con Fabrizio Mannino. Si vedrà. Intanto il mercato in stand-by. In Serie D pensa in grande il neopromosso Akragas, che mette a segno un doppio colpo ingaggiando 2 giocatori che a Catania hanno lasciato graditi ricordi. Dopo l'attaccante giapponese Morimoto, 35 anni, 86 presenze e 15 gol in rosso-azzurro tra il 2006 e il 2013, intesa raggiunta anche con il centrocampista argentino Jama, classe 1986, lanciato da Zenga e pupillo di Azzori e del compianto Mihailovic.